E sì, possiamo affermare che è già in ginocchio l'agricoltura pugliese, manca la manodopera, non ci sono i braccianti, non vengono qui nei campi per la paura del coronavirus e per i disagi nei trasporti. C'è già una perdita per quanto riguarda la raccolta degli ortaggi del 30%, poi il danno economico ad esempio nel settore dei fiori è di 200 milioni di euro, in quello del latte invece è di 150 milioni di euro, ma intanto l'emergenza sanitaria qui in Puglia prosegue soprattutto nelle case di riposo dove si registra il più alto numero di contagi, come ci racconta Sergio De Nicola. Il servizio. 69 tra pazienti e operatori sanitari a Soleto, in provincia di Lecce, dove 6 anziani sono deceduti negli ultimi giorni. Una trentina a Putignano, nel Barese, altri 60 positivi tra Troia e Bovino, sui Monti Dauni, nel Foggiano. Purtroppo sì, nessuno si aspettava questo momento, ma è arrivato. Con tanto dispiacere da parte mia e da parte di tutti i concittadini di questa bellissima comunità. Da nord a sud, in Puglia fanno paura soprattutto le residenze per anziani e le case di cura private, i punti deboli del sistema, nuovi focolai del coronavirus. Gli ultimi contagi a Foggia città. Qui preoccupa l'ex psichiatrico Donuva. Al momento i positivi sono solo 7, ma è una potenziale polveriera, visti i 450 pazienti e i 400 operatori sanitari. L'Universo Salute, Donuva, sta mettendo in atto tutte le procedure e tutti i mezzi per cercare di limitare al massimo questi possibili focolai di epidemia. Per evitare intasamenti negli ospedali, molte residenze per anziani stanno riconvertendo i reparti.